Gentili telespettatori, grazie della linea, ben trovati dal Veneto, ci siamo collegati per parlare di problemi legati a Via Spalti con Pietro Rambuschi, ex presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro. Infatti lei fu un paladino di Via Spalti quando ci furono quei problemi legati alla viabilità che non sono stati ancora risolti, però la situazione secondo lei vicino al teatro sta peggiorando. Sì, quando è stato costruito il teatro in via Silvio Pellico, le case confinanti appunto hanno subito dei danni e sono tutte le case quindi che confinano col teatro hanno dei crepi, quindi dei cedimenti. Ecco, in particolar modo ci sono un paio di case che oggi sono in grave pericolo anche di crollo, in quanto ogni mese questi sensori evidenziano che le crepe si allargano sempre di più. Io tutto questo ho voluto appunto metterlo in evidenza perché i lavori sono iniziati in marzo 2008. In marzo 2008 i tecnici del comune sono venuti a verificare appunto questi danni subiti dalle abitazioni. Successivamente l'allora sindaco Antonio Bertoncello è stato chiamato a far visita a queste abitazioni, non ha lasciato nessun commento, ma sembrava che qualche soluzione avrebbe preso. Ecco, ricordiamo, mi scusi Rambuschi, che anche noi abbiamo fatto dei servizi, in particolare su un'abitazione che sorge vicina al teatro, però lei mi sta dicendo che non è solo un'abitazione a patire questi danni, ma più abitazioni. Sì, ci sono 5 abitazioni, quelle che sono appunto confinanti con il teatro, tutte e 5 che hanno dei seri danni. 2 in particolar modo sono di grave entità. Ma finora perché si è fatta sentire soltanto una persona? Le altre 4 famiglie perché non hanno evidenziato questi problemi? Perché sono rimaste in silenzio? Perché non hanno denunciato tutto questo? No, io dico che tutte le altre 5 famiglie, solo una è entrata in contenzioso, quindi in causa con il comune, le altre 4 comunque hanno fatto presente di loro danni alla ditta che ha effettuato l'opera, che è la Sacaim. A oggi nessuna risposta, ma io ripeto, da maggio del 2008, quando il sindaco è venuto a far visita, al 7 settembre, quando ci siamo dimessi noi in consiglio comunale, in questo anno e mezzo il sindaco nulla ha fatto. Perfetto, ringraziamo dunque Piero Rambuschi, la linea alla redazione centrale, grazie. Grazie a te Rosario.